Carpentieri, rappresentante dell'associazione Luna Park Fiere di San Luca. È appena partita ufficialmente l'edizione 2016 di questa millenaria manifestazione. Cosa riserva questa edizione 2016 appunto ai visitatori? Beh, mi sembra che sia partita bene, il sole, la gente, sembra che vada bene, riserva un sacco di sorprese, siamo partiti con un sacco di promozioni, un sacco di pubblicità, abbiamo sempre il sito internet, la pagina Facebook e niente, aspettiamo tutti numerosi. Quante attrazioni più o meno? Siamo all'intorno a 116 attrazioni tra banchi di somministrazioni e banchi di dolciumi e tiri a premio. Le novità di quest'anno ce ne sono qualcuna? Sì, la novità principale è quella alle mie spalle, che è la Star Flyer, una torre alta 30 metri che porta la tradizione di tutto il Prato Fiera con tutta la sua bellezza a rivedere anche il Sile. E poi, come diceva anche lei, naturalmente le giostre, ma poi anche occasioni gastronomiche. Certo, come principale attrazione abbiamo il polpo, abbiamo l'oca, le immancabili frittelle, le mandorle, ne abbiamo un po' di tutto, insomma, per tutti i gusti. Aspettate come sempre, soprattutto bambini e ragazzi, anche con le tradizionali giornate riservate agli studenti. Abbiamo le giornate riservate agli studenti, ma l'importante è quello che se uno vuole divertirsi risparmiando può farlo tramite il sito internet. Abbiamo il nostro sito che è www.lunaparkfieredisanluca.it e .com e possono scaricarsi le promozioni direttamente lì, sono illimitate e per tutte le attrazioni.